Si giocherà questo fine settimana la penultima giornata del campionato di prima categoria. Nel girone A l'Unitas Sciacca Calcio, promosso in promozione, riceverà il Gurrera e il Rassuttano San Lorenzo che lotta per i playoff. Il Real Menfi, con la vittoria di sabato scorso contro lo Sciacca, si è portato a -4 dalla salvezza, occupata dal Gibellina. Domenica la squadra allenata da Alesi andrà a far visita a Palermo, affrontando il Palermo Calcio Popolare che lotta per i playoff. Girone G, l'Empedoclina, dopo la vittoria contro l'FC Nissa, la squadra allenata da Fabio Speranza ha ripreso gli allenamenti in vista del match delicatissimo di domenica contro il Branciforte in trasferta che lotta per la salvezza. L'Angelo Cuffaro Raffadali sarà impegnata anche lei fuori casa, affrontando la Gira. L'Atletica Aragona Raffadali affronterà in casa il Città di Nicosia, mentre il Gemini, dopo le 2 giornate di squalifica del terreno di gioco Stadio Nino Lobue, tornerà normalmente ad affrontare il Master Pro. Il Ravanusa se la vedrà in trasferta contro il Villarosa. La classifica è racchiusa ad un fazzoletto nelle prime posizioni dopo l'Armerina, promosso in promozione, Empedoclina 51, Master Pro 50, Leonfortese 48 e Angelo Cuffaro 47. Iniziano i spareggi playout di promozione eccellenza e spareggio primo posto per salire in eccellenza. Domenica la Libertas Racalmuto sarà impegnata a Villabate. Lo spareggio primo posto per salire in eccellenza Oratorio San Giro e Giorgio e Don Carlo Misilmeri si giocherà sul campo comunale di Cammarata, mentre nel campionato di eccellenza playout girone A Cussi Palermo Nuova Città di Caccamo si giocherà sempre di domenica alle ore 14.